bentornati da Giovanni, eccetera. Ciao. No, ma molti mi stanno chiedendo chi è questo eccetera. Hanno ragione, perché noi l'abbiamo annunciato un sacco di volte. Questa intanto diciamo che sarebbe la numero 4, però siccome siamo abituati a fare confusione, no? Però facciamo una chiara confusione, facciamo chiarezza su perché questa qui sarebbe la 4 e poi ho scritto 4, in effetti sarebbe la 5, perché la terza l'abbiamo spezzata in 2. Esattamente, perché però ci hanno detto che diciamo troppe cose interessanti ma ci mettiamo troppo tempo e noi ci tagliamo da soli. Abbiamo così dimostrato che conosciamo anche i numeri frazionari. E questo è una scena di intelligenza come quella che ha dimostrato Cetera con me, chiedendo, io ho chiesto, scusa, ma tu perché non vuoi venire? E lui mi ha detto, ma voi avete gli arredi antisismici lì? Aspetta un po', ma Cetera, no? No, ce l'ha, questo tavolo è antisismico. No, questo è prosismico. Questa sedia è antisismica, il tuo bagno è antisismico, sai che c'è un... Secondo me da come si muove in certi casi non è antisismico. Non è antisismico, la vasca da bagno, il letto antisismico. Aspetta un po', aspetta. No, quindi andiamo sulle cose indelicate. No, allora, premesso che c'è un 85%, signori, c'è un 85% di sconto fiscale sulle spese per gli arredi antisismici. Se lo vengono a sapere in via del Campiello. In via del Campo o in via del Campiello? Non lo so, via del Coviello. Campiello. No, San Lazzaro, quello c'è. Ma prendo Campiello? No, c'è un posto dove... Un condominio? Sì, dove c'è un traffico che la gente non sa più come fare per attraversare la strada, per parcheggiare. Allora pensavo che si parcheggiasse. No, ma immagina la bellezza di un condominio di questo genere, diciamo, dove mettono letti antisismici che e sai che segnano l'allarme, che danno l'allarme quando c'è un'eccessiva vibrazione, no? Verrebbe fuori un concerto, immagina, Gianni, tarando la musicalità, un'armonia. Ti rispondo alla domanda e te ne faccio un'altra. Prima ti rispondo. Non è antisismico e il letto antisismico non riguarda me e te, che noi abbiamo... Noi dormiamo sotto il letto. Si usa dire che abbiamo deposto le armi. Diciamo che abbiamo deposto le armi, però non lo so, forse abbiamo deposto le uova una volta, vabbè. Però se il letto è antisismico potrebbero pensare male di noi, che non si muove nulla. No, a parte questo, nel senso che dà il segnale d'allarme con una musicalità. Ecco, è questo che tu non hai il senso dell'armonia. Immagina a notte sentire un concerto di campanelli, trombette, sarebbe bellissimo. Basta. Mentre ti do un'informazione vera. L'altra domanda, scusami. Prego. Cetera, no? Sì. Hai parlato con Cetera? Sì, mi ha detto non viene perché tu hai il tavolo, non hai il tavolo. È lo stesso con cui ho parlato io? Ma non lo so. Perché c'è un dubbio adesso, perché mi ha detto altre cose, no? Ce ne sono tanti. Perché lui ha detto che a lui piace la nostra trasmissione perché è sismica. perché sommuove la città. Un terremoto. Ma è lo stesso Cetera. Diciamo così, senti. La quarta puntata di oggi, che sarebbe la quinta, e la sesta, non facciamo in tempo a chiamare Cetera. Vabbè. Di cosa parliamo? Tu parla con Cetera. Tu parli col tuo Cetera. Ho parlato. E io parlo col mio Cetera. Adesso lo facciamo venire alla settima puntata? Lo facciamo venire alla settima puntata. Promesso? Promesso. Alla settima puntata viene un Cetera. Non so se è il Cetera suo o il Cetera mio, magari è lo stesso. Ma è lo stesso. Magari Cetera è. Va bene. Allora, ci ho detto di cosa vogliamo parlare. Mi sono dimenticato. Ti dico un referendum. Tutti ne parlano. Allora, il referendum su cui hanno votato, perché io non ho votato, ho spiegato perché, non perché sono contro l'autonomia. No, ma non ci allora non frega. Guarda, chi ci guarda, non importa niente di cosa te, tu sei per l'autonomia? Sì, io sono per l'autonomia, sì. No, ci interessa quello che pensa Toscani. Chi è Toscani? Ma Toscani sono Renzi, Bulgarini, sono toscani loro? No. Non sono toscani. Fotografo. Ah, il fotografo Toscani, io pensavo Toscani. Il fotografo che non è Mona, ma del Mona, perché è divertente. Pensa, lui che ha fatto i quattrini ed è tornato nel Veneto per farne ancora di più, perché Benetton, che notoriamente sta bene,
Sì. Benetton sta Mona, molto bene. Mona probabilmente perché ha votato, no? È nato da un Mona di Veneto. No, Benetton non votava. Non votava? No, tutti votava. Infatti tutti sono incazzati con Benetton perché non votava. Io pensando di diventare famoso, ho detto, allora, cazzo, se Benetton non vota, non voto neanche io, così divento famoso. Io mi sono preso le pernacchie. Come mai? Insomma, sono meno importanti di Benetton io. Vabbè, non lo so. Sono un po' malettone. No, l'importante deve essere... No, tu devi permetterti di pagare, anziché questo regista giovane, eccetera, un Toscani, allora ti dice tutto quello che vuoi, capito? Un Toscani però è sbagliato, no. Scusa, un Toscano, non un Toscani. No, è un Toscani. Ah, Toscani quello lì! Allora, io mi domando, come possa questa persona permettersi di dire una cosa del genere? Questo è un uomo bisillabico, mi permetti, bisillabico. No. Ti piace bisillabico? Gianni, ti piace bisillabico? Non so che vuol dire psicolabile. No, che parla con due sillabe. Dice Mona e uno gli risponde. Gianni, ma tu sei uomo sei tornato uomo di cultura, però secondo me incidono nella tua mente, contorta come la mia, incide ancora l'esperienza di fine contatore, no? Che conta, contabile, consulente, che fai... Aspetta, fammi esprimere un po', ho detto che parlavo di meno, però non te ne approfittare, no? Oggi, no? Prima del 22 ottobre, no? Dire sì era normale. Toscani è un comunicatore. Sì, l'hanno detto chi ha proposto la legge, pensa, l'ha detto la Lega, poi anche Forza Italia ha detto no, sì, l'abbiamo detto prima noi, litigavano a chi aveva detto sì prima. Poi il PD che ha un sacco di idee nuove, sì, ha detto, sai che mi è venuto in mente? Dico pure io sì, perché il PD è innovatore. E tutti il Movimento 5 Stelle, che è la rivoluzione, è il cambiamento, cosa ha detto il Movimento 5 Stelle? Sì. Allora, perché tu devi spiegare le cose che la gente già sa, non gli importa niente di tutto questo. Perché Toscani ha detto no? Perché è diverso dal sì, e almeno si nota. Allora, diciamo che lui ha avuto il 43% dei voti, tu non mi segui qualche volta. Tacitanamente ha fatto una sintesi che è incoerente con la realtà in cui noi viviamo. Per cui sarebbe da rispondergli, ma che ti ricordi cosa ha detto Zavattini annunciando... No. Tu hai detto che non gli frega del referendum, vedi? Vuoi che gli freghi di Zavattini, di Toscani? No, questa è cultura. I vedi pensano alla cultura. Pensano... No. Cioè, Zavattini annunciò negli anni 60 circa, domani alla radio dirò una parola che nessuno mai ha detto alla radio, e io vorrei ripetere questa parola dedicandola in qualche modo a questo tacitano bisillabico. Cazzo vuoi? No, perché ci mancano 6 minuti e 41 secondi. Viene qua, prendi i quattrini per fare 4 fotografie e si permette di dire alla gente che qui lavora e suda e paga le tasse, le mandano giù a Roma. Cosa fa? La gente paga le tasse. Scusa? Non ho capito. Tu non paghi. Non c'ho reddito. Vabbè, io pago gli avvocati. Cioè invece c'è una norma di legge specifica, si chiama il coviellum. Il coviellum mi ha esentato, per definizione, il coviellum è la norma, il decreto legge che mi impone non di pagare le tasse, ma di pagare gli avvocati. Io pago gli avvocati contro Zolini, pago gli avvocati contro la regione. Non fare piagnone. Io piango, io. Quelli di Savonarola, basta piangere, dai. Il gusto che invece di pagare il governo e lo Stato che è ladrone, paghi dei bravi avvocati. Sono merito di più. No, senti, qui c'è un orgoglio veneto da tutelare. Allora, io ho un problema sulla cultura, perché tu hai detto che i veneti... Anche io da 25 anni sono veneto, penso un po'. Amo la cultura, ma la cultura dei soldi, perché Zonini la cultura dei soldi. Goldin, so che lo ami. Goldin fa le mostre. Goldin fa le mostre per cultura. Sì, l'abbiamo letto, l'hanno letto tutti, l'hanno letto tutti. Cattivi, sono cattivi. Noi siamo stati leggeri, sono invidiosi. I critici sono invidiosi. Perché Goldin fa i soldi, e loro no. Esatto. Allora, vedi,
c'è un altro orgoglio veneto che dobbiamo dire. Guarda, abbiamo dato dimostrazione che sappiamo ben amministrare nel Veneto. Guarda il caso Mose. Fantastico. No, caso Mose. E l'avete montata? Pensa al controllo severo fatto dalla regione. Allora, Galan, insomma, è puntuale. E accoliti. Sì. Pensa alla gestione delle banche venete. Non pensare troppo. Siamo stati esemplari. Cioè, i banchieri hanno guadagnato. Esemplari. Cioè, voglio dire, l'orgoglio veneto si manifesta concretamente. La Pedemontana adesso. Ma no, poi quel caso che mi hai detto tu del gas, le aziende, no, l'orgoglio veneto è io voglio pagare le tasse nel Veneto e che ritornino nel Veneto, è la prima parte che non funziona, però perché invece di pagare le tasse nel Veneto molte aziende se ne sono andate in Croazia, in Catalogna. No, perché se tu vai in Catalogna, ma non per questa finezza, tu sei un consulente, Cecchia, come si fa? Ma come si fa? No, ma come si fa a evadere? Semplice oggi per un'azienda, ci ho pensato adesso. Allora, ma chiedilo a Marzotto. No, è quello, i metodi vecchi, evasione fiscale, quello è vecchio, sono fatti qui, anche Mastrocchi. Io non posso. Allora, ma semplice, non so, ma oggi basta che tu la sede legale da Vicenza la trasferisci a Barcellona, giusto che è Europa, ancora. Barcellona tu ti trovi una legge che ti dice Raoi, Barcellona no, Canarie. Quindi tu ti trovi legalmente in 2 giorni, fai 2 trasferimenti, ti trovi prima a Barcellona, legittimo, e poi il governo spagnolo ti incentiva ad andare alle Baleari, alle Canarie. Sai dove finiscono i canarini però? Alle Canarie. No, i canarini in gabbia, quindi non è argomento, dai, cambiamo argomento dell'orgoglio veneto e del referendum, dai, qualcosa di più brillante. No, non c'è niente. Abbiamo 3 minuti perché di brillante c'è solo una cosa. Hanno trovato 9 clandestini in un tir sigillati insieme al mais. Si stavano mangiando il mais? No. Il mais mangiava. Oggi questa è un'analisi importante, cioè questa è l'apertura del giornale locale. 9 clandestini sigillati nei vagoni di mais. Volevamo solo arrivare in Europa, ci hanno mangiato i maiali. No, questo l'ho aggiunto io perché i maiali mangiano il mais. Si hanno scoperti quando i maiali hanno cominciato. I maiali hanno... Sai che ci sono le piante carnivore, no? Perché escludi il mais carnivoro? Ma il mais era già sbucciato, c'erano tutti i chicchetti. Pare che dei maiali li abbiano trovati. Stanno mangiando il mais. Adesso usano il maialino anti-immigrato. Borgoberga, questo non frega nessuno. La Cassazione boccia i sigilli. Ma che cosa vuoi raccontare? Non ci interessa. Ricorda che scrive il giornale di Vicenza. Gli vuoi fare pubblicità? Forse decade tutto, è tutto regolare. Poi. Perfetto. Cioè decade nel senso che... Tutto bene, ci costruiscono un altro tribunale. No, anche lì c'è un problema antisismico, voglio dire, decade, implode. È antisismico? Chi? Il Tribunale di Vicenza. Dunque, certamente non è antipioggia, non so come dire, non è impermeabilizzato. No, è impermeabilissimo. È permeabilissimo. Hai visto condanne ultimamente? È impermeabile alle condanne di chi andrebbe condannato. Anzi, per evitare errori, tu fai confusione tra l'edificio e chi lo frequenta e chi lo frequenta. I contenuti, a me adesso i contenuti, non i contenitori. Questo dimostra che non sei ancora abbastanza vecchio. Sai cosa mi ero appropriato di una frase che era bellissima, è bellissima. Volevi dirla? La volevo dire, mi era appropriato, l'avevo letta da qualche parte, ma l'Alzheimer, prima ho intervistato il presidente dell'IPAB che si occupa anche di queste persone. Però te la sei dimenticata? No, stavolta l'ho ricordata, che diceva che un uomo diventa vecchio soltanto quando i rimpianti superano i sogni. Questa l'avevo citata tante volte, poi ho detto, ma chi cacchio l'ha detto? Perché la cito, non l'ho inventata io, perché ho detto, sai chi l'ha detta? No. Albert Einstein. Tu ormai ce l'hai l'età, no? Io pure. Ti faccio una domanda. Tu preferisci l'aterosclerosi o l'Alzheimer? Così. Non mi ricordo più. Io vi ringrazio, questa ce l'abbiamo fatta. Ti voglio dare la risposta. Alla prossima puntata. Ti voglio dare la risposta. Aspetta, 15 secondi. È preferibile l'Alzheimer perché ti dimentichi di avere
Che cosa? La terrosfera non mi hai ascoltato, tu c'hai un problema di attenzione, io non me lo ricordo. Hai rovinato la battuta che ha fatto Monio Vadia al teatro comunale, ma dai, non si fa così. Ciao! Arrivederci.